Allora, cominciamo ufficialmente la nostra serata. Come vi stavo dicendo prima, sarà una serata riservata alla bellezza e anche alla musica, però partiamo dalla bellezza. Questa è la quindicesima, vero? Selezione di Miss Blumare, la nona a livello nazionale. Io vorrei subito partire con gli sponsor, perché come sapete gli sponsor sono linfa vitale per queste grandissime manifestazioni. Allora, grazie alla confraternita della Corniola, Cornedese Deco, l'agenzia Vittoria Assicurazione di Cornedo Vicentino e Schio, l'agenzia Vigolo Luigino di Cornedo, media partner Valiland Radio e il mensile Filo del Vicentino. A proposito di Valiland, mi permetto, posso Luca, dire proprio una cosa velocissima: è nata da quasi un anno una nuova realtà per quanto riguarda la radio. È una web radio, sapete che cos'è? Non si ascolta in FM ma si ascolta da internet, quindi visto che noi siamo tutti tecnologici, sempre con il cellulare, il tablet a portata di mano, se volete potete scaricare la nostra applicazione Valiland Radio e ci potrete ascoltare. Gli applausi sono per i primi sponsor, vi chiedo, così io giro il foglio. Naturalmente gli sponsor sono anche della selezione nazionale di Miss Blumare. Grazie a Inco Benessere e Bellezza, prodotti per la cosmesi, grazie a MSC Crociere, a Apple Experience, epilazione e laser al diodo, Fomec di Castelgomberto, azienda di Stambaccio Lamiere, Ilaria Melli Gioielli, Euro New Pack Imballaggi, Atelier De Anna Biagi, Design My Cover, cover personalizzate per cellulari, Profumi Leffeni De Fenis e media partner in settimanale Ora. Organizzazione nazionale a cura di Studio Immagine, agenzia di comunicazione Tiene, Pacciamama, agenzia Viaggi. Un ringraziamento particolare a Umberto Dall'Alba, collaboratore commerciale nazionale di Miss Blumare. Un applauso e io volto il foglio. È bello avere un pubblico che collabora, grazie davvero. Adesso, importante, direi ruolo fondamentale è quello degli sponsor, però direi questa sera importantissimo il ruolo della giuria che è qui davanti. C'è una piccola precisazione che vorrei fare a proposito della giuria. Molto spesso in queste serate la nostra giuria si dimentica di essere giurato, perché è talmente preso dalla bellezza che si dimentica di votare. Quindi io mi auguro che la giuria questa sera faccia il proprio dovere, controlli con molta attenzione le particolarità delle nostre ragazze e poi voti. Allora, presento il sindaco di Cornedo Vicentino, Martino Montagna. Poi ti chiamerò sindaco, poi ti chiamerò. Intanto ti ringrazio, grazie sindaco. Claudio Pozza, che organizza eventi, l'abbiamo già visto sul palco, buon compleanno. Germano Fontebasso, presidente della confraternita della Corniola Cornedese Deco. Giovanni Coronin, sponsor Vittoria Assicurazioni. Marco Dalcorobbo, fotografo. Paolo Marcato, commerciante e segretario della confraternita Corniola. Bruno Benetti, presidente Ascom Cornedo. Enrico Donaldi, imprenditore. Narciso Meneguzzo, impiegato comunale. Grazie, questa è la nostra giuria e a questo punto credo che sia arrivato il momento che possano entrare le nostre concorrenti, le nostre super concorrenti. Come sono belle, come sono belle! Dai 15 ai 26 anni per le nostre belle ragazze che fra un po' vi presento. Come vedete, cara giuria e caro pubblico, in questo primo, in questa prima sfilata loro indossano un abito a piacere, quindi l'hanno scelto assolutamente loro. Ci sono dei criteri che per ogni uscita sono 3, quindi questa, abito a piacere, poi abito da sera e costume da bagno, ci sono dei criteri di valutazione che dovrete tenere presenti in ogni uscita. Adesso dovete tenere presente il viso, ok? Benissimo. Allora io a questo punto inizierei con la presentazione
numero 20, Irene Terzo. Vi ringrazio, è il momento della numero 25. Numero 25, buonasera a te. Buonasera a tutti, mi chiamo Rossella Mai, ho 20 anni e studio commercio estero all'università. In bocca al lupo per i tuoi studi, adesso vediamo come te la cavi come prima sfilata. Chiamiamo la numero 26. Ciao, buonasera a te. Salve a tutti, sono Irene Baldan, ho 15 anni e frequento l'Istituto Tecnico Finanza e Marketing. 15 anni, quindi tra le più giovani. Abbiamo detto che dai 15 ai 26 anni. Proseguiamo con la presentazione delle miss, numero 27 che è... Ciao. Ciao. Buonasera a tutti, sono Alice Stagione, ho 17 anni e frequento il liceo artistico. Bene, a te la passerella. E ho il piacere di presentarvi anche la numero 28. Buonasera. Buonasera a tutti, sono Maria Busellato, 16 anni e frequento il liceo linguistico. Passerella anche per te. Numero 29. Buonasera a tutti, mi chiamo Benedetta Crivellari, ho 17 anni e frequento il liceo delle Scienze Umane. Ti ringrazio, la passerella anche per te. Siamo alla numero 30, ti voglio presentare anche lei. Buonasera a tutti, mi chiamo Chiara Garavella, ho 15 anni, frequento il liceo linguistico e nella vita faccio nuoto sincronizzato. Molto bene, complimenti anche a te, queste ragazze tutte molto impegnate e molto belle. Alla numero 31. Anche a te. Buonasera a tutti, mi chiamo Paolina Beni, ho 23 anni e nella vita faccio fotomodella. Lei fa la fotomodella e adesso sfilerà per noi. Siamo alla numero 32. Buonasera anche a te, ciao. Buonasera a tutti, mi chiamo Ariel Seola, ho 15 anni
frequento l'istituto tecnico e pratico il pattinaggio artistico. Tutte molto sportive, come avete sentito, le nostre ragazze. Siamo al numero 32. Scusami, al numero 34. Numero 34, eccola qui, ciao. Buonasera a tutti, mi chiamo Ellen Piozzo e studio economia aziendale e pratico pallavolo. Bene, un'altra sportiva e siamo arrivati alla fine della presentazione, vi ho presentato tutte ragazze. Mancava proprio lei, la donna di rosso vestita, numero 33, ciao. Buonasera a tutti, mi chiamo Natascia Cappellato, ho 18 anni e frequento l'istituto tecnico per il tecnico ambientale. Bene, allora questa nostra bellezza è l'ultima miss a sfilare per la prima parte. Le rivedremo un po' più tardi nella seconda, tra pochissimo, nella seconda data con l'abito del sera, quindi vi invitiamo a scendere, grazie ragazze. Mentre io ricordo gli sponsor di Miss Corniola, la confraternita della Corniola Cornedese Deco, l'agenzia Vittoria Assicurazioni di Cornedo Vicentino e Schio, l'azienda Tigolo Luigino di Cornedo, media partner Valiland Radio e il mensile Il Filo del Vicentino. Bene, un applauso per le ragazze perché hanno così rotto il ghiaccio. A questo punto io vorrei presentarvi backstage a cura dell'equipe Bencato di Cornedo Vicentino che hanno curato trucco e capelli delle concorrenti e quindi vorrei che questi modelli salissero. Posso chiedervi il nome? Si chiama Arif. Arianna. Bene, Arif e Arianna e naturalmente il elegante. L'applauso ci vuole
manutenzione abbiamo detto riguarda questa nostra seconda uscita. Il numero 20. La numero 21. Numero 22. Grazie anche a te. Numero 23. Numero 24. La giuria in questo momento sta controllando l'eleganza e il portamento delle nostre ragazze. La numero 25, applausi per la numero 25. Numero 26. Grazie anche alla numero 27. L'applauso può continuare anche per la nostra Miss numero 27. Numero 28.
un po' le vedremo nell'ultima loro esibizione in costume da bagno. Però prima vorrei presentarvi una Miss che diciamo, ha lavorato molto dietro le quinte, però è stata una Miss straordinariamente premiata nel 2009, è coreografa della serata, si chiama Fanny Patricia Santana Mercedes, Miss Blue Mare 2009, la nostra coreografa. Ciao Fanny! Sfilata di dovere, di diritto. Lei è stata Miss Blue Mare nel 2009 e adesso è diventata la nostra coreografa ufficiale. Diciamo che la sua passione è il mondo della moda, la sfilata, adesso però ti devi dire tu qualche cosa. Buonasera a tutti, sì, hai già detto tutto, è stato tutto da Blue Mare nel 2009 che ho vinto e la mia è stata tutto il suo. E sono fortunata. E diciamo che invito alle ragazze a partecipare al concorso se vogliono fare questo sia come divertimento o perché desiderano far parte di questo mondo e come allenamento e vedere un attimo come approcciarsi, insomma, non fa mai male provare. Quindi lo fai per lavoro adesso, è diventata la tua primaria attività? Da 4 anni a questa parte faccio la modella full time. E allora? Queste cose portano veramente fortuna a chi è determinato e a chi ci crede. Grazie Fanny. Adesso io dovrei scendere, credo,